Buongiorno in diretta con Focus TG. Vediamo una notizia pubblicata poco fa dal Gazzettino nella prima pagina, una notizia da Pordenone. Alessandro Pavan trovato morto a letto, l'ex campione di ciclismo su pista. Il padre ha dichiarato non aveva malattie e curava in maniera attenta fisico e salute, quindi lutto nel mondo del ciclismo. Cronaca nera, un ennesimo assalto al bancomat. Andiamo a Vicenza da Luisa Bertini. Assalto al bancomat con l'esplosivo stanotte nel mirino dei banditi, il bancomat della filiale che vedete qui alle mie spalle in Viale San Lazzaro a Vicenza. Tutto è accaduto poco prima delle 4 di notte. L'esplosione ha causato anche un principio di incendio, per cui sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che avevano interessato anche una scrivania e alcuni documenti cartacei nell'area interna del bancomat. Sul posto la polizia, che ha avviato le indagini, la scientifica per i rilievi e per scandagliare anche le immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili che sono scappati, quindi è caccia ai banditi. Un boato è stato avvertito anche in maniera intensa durante la notte dai residenti della zona. Adesso vi facciamo sentire le loro testimonianze. Abbiamo sentito come una bomba, mai sentito prima, perché i petardi si sentono, ma sta cosa qua veramente forte. E come avete reagito? Cosa avete fatto? Eravamo in letto e mio figlio ha detto alza le tapparelle. E invece dopo non alza tapparelle perché ha sentito una macchina sgommare via di corsa. Ecco, quello che non sentiva. Adesso speriamo che... perché qua non c'è sicurezza, non c'è niente, perché mio figlio ha messo una telecamera che guarda la mia casa e una anche a banca. Mi sono accorto stamattina passando davanti perché c'era già la stampa, le forze dell'ordine, credo. Ho visto i vetri rotti, ma stanotte non ho sentito nulla. Servizio di Luisa Bertini, il nostro operatore Simone Squarcina. La cronaca giudiziaria: si aggrava la posizione del marito di Margherita Ceschin, che è il mandante del suo omicidio. Uno degli accusati, Joel Lorenzo, ha detto: Lorenzon ci ha pagati per ucciderla, era diventata per lui un ostacolo. Una parola dietro l'altra, con nomi e cognomi e ruoli per ognuno della banda di dominicani, con tanto di date e orari. Ha ricostruito così, davanti ai magistrati, Joel Lorenzo, l'ultimo arrestato del sodalizio criminale, le modalità che avrebbero portato all'omicidio efferrato di Margherita Ceschin. Ma soprattutto ha ammesso: è stato Enzo Lorenzon a pagarci per uccidere l'ex moglie perché lei era un ostacolo e voleva portargli via tutto. Insomma, un delitto su commissione, una testimonianza che ha inchiodato gli indagati, una svolta che lascia poco spazio ad una qualsiasi interpretazione. Joel, 25 anni, ha deciso di votare il sacco, mentre gli altri componenti della banda hanno fino ad ora scelto il silenzio. Lui ha voluto raccontare la sua verità. Il mandante sarebbe l'ex marito della Ceschin, Enzo Lorenzon, che avrebbe promesso, in cambio dell'omicidio, una ricompensa in denaro ed una casa ubicata a Negrisia. Immobile, fra l'altro, oggetto di una diatriba proprio tra la Ceschin e Lorenzon. Sarebbero stati i fratelli Lorenzo ad assoldare in Spagna il sicario Luis Mateo Garcia, ora rinchiuso nel carcere di Belluno. Con lui, nei giorni precedenti l'omicidio, la banda criminale avrebbe effettuato più sopralluoghi nella zona dell'abitazione della vittima, fino a quel terribile giorno, la sera del 23 giugno 2023. Ad entrare nella palazzina sarebbero stati Joel e Garcia. Quest'ultimo avrebbe fatto irruzione nella casa di Margherita Ceschin, 72 anni, e l'avrebbe uccisa. Fuori, ad attendere e a fare da palo, il fratello di Joel, Sergio, che una volta messo in atto il piano si sarebbe allontanato con gli altri. Poi le indagini dei carabinieri, che hanno subito centrato l'attenzione su Lorenzon e via via verso tutti i dominicani. Coinvolta nella vicenda come intermediaria la fidanzata di Joel, che avrebbe ricevuto una parte del compenso e l'avrebbe consegnato ai complici. Ma sul fatto che lei sapesse la motivazione di quei soldi, Joel ha spiegato di non esserne sicuro. Margherita Ceschin sarebbe morta per
l'armadio di un uomo assoldato dal marito. Ora bisognerà capire se gli altri della banda decideranno di rompere il silenzio e dare la loro versione. Accusati di omicidio volontario in concorso, il rischio è l'ergastolo. Servizio di Daniela Sizzia, adesso sentiamo il commento dei legali, dei difensori degli imputati, gli avvocati Fabio Crea e Mauro Serpico. Nero su bianco, le dichiarazioni di Joel hanno cristallizzato i contorni di un omicidio efferrato. Gli avvocati che difendono gli altri componenti della banda già domani andranno a parlare con i loro assistiti. Certamente è un elemento importante. Occorrono dei riscontri esterni di natura oggettiva, obiettivamente potrebbero essercene, però diciamo che seppur con un peso molto importante non è ancora scritta la parola fine su questo omicidio, su questo processo. Non ci sono margini di interpretazione nelle parole del 25enne, se da una parte inchioda Lorenzon quale mandante, il fratello Sergio Lorenzo, colui che ha organizzato il tutto, e Matteo Garcia, il killer, per altri non ci sarebbero sostanziali novità come per gli intermediari. Abbiamo ricevuto l'avviso di deposito da parte della Procura di questo nuovo interrogatorio di Joel, che sostanzialmente colma delle lacune del precedente interrogatorio, definendo i ruoli che ciascuno avrebbe avuto nella vicenda. Una versione che non ci convince, spiega l'avvocato Serpico, ma nelle prossime ore deciderò con i miei assistiti come muovermi. Dichiarazioni che però non hanno sorpreso i due legali. Valuterò con gli stessi queste dichiarazioni al fine di capire se a questo punto anche loro intendono in qualche modo rompere quel silenzio che finora hanno mantenuto, dando e fornendo anche loro la loro versione. Che ci siano o meno le dichiarazioni di Joel, nelle prossime udienze comunque dovrà essere espletata tutta l'attività istruttoria. Io difendo sia Lorenzon che Guzman, le due posizioni allo Stato sembrerebbero, se dovessimo confidare nella reiterazione delle medesime dichiarazioni da parte di Joel, leggermente, anzi in maniera importante, sarebbero diverse, quindi la strategia processuale per le due posizioni chiaramente è diversa. L'autopsia sul corpo di Mauro Pereni confermerebbe che all'origine della sua morte ci sarebbe stata una furibonda lite con Barbara Mazzariol che gli ha sferrato una pugnalata al cuore. Segna al volto e agli arti superiori come graffi e contusioni che indicano una colluttazione prima della coltellata. Insomma, tra i due, Barbara Mazzariol, 56 anni, e Mauro Pereni, 66 anni, ci sarebbe stata una lite violenta poi degenerata nel sangue. Questo potrebbe avvalorare la tesi della difesa. Lei, poco dopo l'arrivo dei carabinieri, aveva detto di averlo colpito perché si sentiva in pericolo. Dall'esame autoptico è emerso che ad uccidere l'uomo è stata un'unica coltellata al torace. È morto perché il fendente lo ha raggiunto al cuore. Poi si è sviluppata un'emorragia che non gli ha lasciato scampo. La vittima era riuscita a chiamare i soccorsi, da solo era salito in ambulanza, ma la situazione è peggiorata in poche ore. La donna, ora arrestata per omicidio volontario aggravato da futili motivi, aveva spiegato ai militari dell'Arma che la lite era scoppiata per la casa. L'abitazione era del Pereni e voleva che la 56enne andasse via, che si trovasse un'altra sistemazione. Una convivenza non facile fra i due, che si sarebbe deteriorata nel tempo. Lei non sapeva dove andare e questo avrebbe innescato il diverbio. Nell'udienza di convalida la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere e affranta, hanno spiegato gli avvocati difensori, in tribunale ha solo pianto. Si trova rinchiusa nel carcere della Giudecca a Venezia e nelle prossime ore legali andranno a parlare con lei per capire cosa sia realmente accaduto prima dell'omicidio e cosa possa aver spinto la Mazzariol a prendere un coltello da cucina e colpire l'uomo che l'aveva ospitata. Una situazione complicata per entrambi, lui vedovo e malato, lei era l'amica della moglie, sfrattata dal quartiere San Paolo e senza una casa. Non pensava di averlo ucciso, ci hanno detto gli avvocati, ha scoperto che Pereni era morto quando era stata portata in carcere. E ancora l'emergenza risse tra baby gang con pestaggi violentissimi. È successo ancora una volta a Treviso. L'amarezza del primo cittadino della città, Mario Conte, che parla di una violenza ingiustificata ed amplificata dal web. È assurdo, dice il sindaco, buttare così il proprio futuro. Il
giovane che lo afferra, gli mette un braccio attorno al collo e lo butta a terra con una mossa di chi ben conosce le arti marziali. Il video dell'aggressione all'addetto alle pulizie della stazione delle Corriere di Treviso, Rashid Zaine, mette in evidenza, se ancora ce ne fosse bisogno, la brutalità del pestaggio con il ragazzino che una volta a terra gli stringe le mani al collo. I due amici guardano, qualcuno filma. Basta. Stai fermo! Stai fermo! Rashid, 54 anni da 22, addetto alle pulizie della stazione, ha riportato lesioni guaribili in circa una settimana, ma il dolore e lo shock per quest'uomo, padre di 4 figli, difficilmente passeranno in breve tempo. I 3 giovani, tutti sedicenni e già noti alle forze dell'ordine, sono stati identificati e denunciati. Ancora in corso invece gli accertamenti per l'altro episodio di violenza verificatosi sabato pomeriggio in piazza Vittoria. Anche in questo caso un pestaggio tra giovanissimi a beneficio di videocamera, tra risate e urla. Episodi che si ripetono e che lasciano sgomenti per la violenza e la giovanissima età dei protagonisti. Amareggiato il sindaco di Treviso. Ho visto il video dove ci sono coloro che riprendono, che ridono, che scherzano, cioè, quindi questo è proprio sinonimo di un degrado giovanile che dispiace, anche perché sapete che io sono un forte sostenitore dei giovani, quei giovani che sono bravi in ambito culturale, sportivo, sociale, però poi c'è anche questa piccola nicchia di giovani che manifesta questo disagio attraverso la violenza, attraverso questi video che sono quasi dei trofei che però in realtà portano davvero a poco nella vita. Il sindaco ancora una volta si appella ai genitori. È vero che noi dobbiamo agire con le forze dell'ordine, con le istituzioni, con le scuole, è altrettanto vero che qui serve un'azione forte anche dei genitori e delle famiglie, cioè ci sono delle azioni che sono assolutamente ingiustificabili, una violenza ingiustificata e che poi viene anche messa nel web e quindi nelle piattaforme digitali con una macchia che resterà indelebile per questi ragazzi. Quindi al di là della violenza c'è proprio grande rammarico nel vedere questi ragazzi buttare il loro futuro nel web. E ancora un giallo, la morte dei coniugi ritrovati mummificati nella loro villa tra Verona e Negrar. Vediamo le immagini del luogo in cui è avvenuto il ritrovamento. Vedete il cancello ancora aperto, una villa dove si erano intrufolati dei giovani, pensando che la villa fosse disabitata, sono entrati, hanno scoperto questi 2 cadaveri, vedete l'edificio in cui è avvenuto il macabro ritrovamento. Ancora non si conoscono le cause che hanno determinato la morte di marito e moglie, lui odontoiatra, molto noto, si sta indagando, è un altro giallo del nord-est. Ricorda un po' la storia, il ritrovamento dell'attore Gene Hackman e di sua moglie, appunto ritrovati cadaveri nella loro villa. Vediamo adesso il fronte dei furti, i ladri non smettono di colpire, c'è stato addirittura un faccia a faccia nel cuore della notte con 4 malviventi nel soggiorno di casa tra madre e figlio, e malviventi che sono stati madre e figlio che sono stati poi derubati di 8.000 euro, ma soprattutto una situazione di paura e di panico nel momento in cui ci si trova di fronte a 4 banditi mascherati nella propria casa. Svegliato nel cuore della notte da dei rumori provenienti dal piano terra dell'abitazione, un ragazzo di 18 anni scende, vede una persona che batte sulla porta finestra, sembra impugni un'arma. Spaventato il giovane apre, l'uomo entra ed assieme a lui irrompono nella casa anche i complici, 3, pare con il volto travisato. La madre del 18enne, svegliata anch'ella dai rumori, scende e si trova faccia a faccia con i 4 banditi. Il tutto si compie in pochi minuti, ma sono minuti di terrore, quelli vissuti a refrontolo da madre e figlio. I malviventi non hanno usato violenza, ma hanno intimato ai 2 di consegnare tutto il denaro che avevano in casa. E così è stato. Madre e figlio, il padre era fuori città per lavoro, hanno dato ai malviventi quanto in loro possesso. I 4, arraffati i soldi, se ne sono andati facendo perdere le proprie tracce. Ingente il bottino, 8.000 euro in contanti. Le vittime hanno quindi chiamato i carabinieri, che ora stanno conducendo le indagini su questo colpo dai contorni ancora poco chiari.
Servizio di Marta Marangonna. Stasera avremo ospite di Focus, nella seconda parte di Focus, il sindaco della città metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro. Non perdetevi l'appuntamento con Focus, perché è la prima intervista a una rete privata del sindaco dopo l'inchiesta Palude. Andiamo in diretta adesso a Venezia da Filippo Fois per lo sciopero nei trasporti. A te c'è stata un'alta adesione, a te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendiamo la linea da uno degli imbarcaderi sul Canal Grande. Alle mie spalle c'è il ponte di Rialto, quindi siamo proprio nel cuore di Venezia. Come vedete le immagini parlano da sole, l'adesione c'è stata, è molto ampia. Ancora non è possibile quantificarla, ma sia per quello che riguarda il trasporto su gomma che per quello che riguarda il trasporto acqueo, ci dicono i sindacati che hanno delle cifre che saranno in grado presto a fornirci delle cifre che saranno molto alte. Chi ha indetto questo sciopero, che è cominciato alla mezzanotte di oggi, lo vedete, uno sciopero di 24 ore e si concluderà in questa mezzanotte. Le sigle sono la Coop Trasporti, l'SGB e i Cobas. Sono garantite due fasce, la prima è già passata, era quella dalle 6 alle 8:59, la seconda sarà dalle 16:30 alle 19:29. Funziona il People Mover, che come sapete è quel servizio che porta da Piazzale Roma al Tronchetto. Per il resto la situazione è quella che vedete qui. Tra l'altro le fasce di garanzia che abbiamo detto valgono solamente per il trasporto su gomma. Per il trasporto acqueo, diciamo, ci si muove più cioè ci si affida comunque anche a un colpo di fortuna per quando passa il vaporetto. E poi, come sapete, per quello che riguarda il trasporto acqueo, qui la situazione è molto più seria, perché ci sono dei casi in cui non si può raggiungere il luogo in cui si vorrebbe andare se non si prende un vaporetto. Che cosa chiedono i lavoratori? I lavoratori chiedono un aumento salariale di 300 euro, un orario di lavoro che diminuisca da 39 a 35 settimane a parità di salario, meno orario, meno tempo di guida consecutivo e poi il blocco delle gare d'appalto per quello che riguarda i soggetti privati. C'è poi in conclusione di collegamento un'altra considerazione che dobbiamo fare, e questa riguarda nello specifico Venezia. Questo è uno sciopero nazionale, ma ancora una volta qui a Venezia si tinge anche di questioni locali. La CTV, che è l'azienda di trasporto di Venezia, ancora non è in grado, ha fatto sapere anche per voce dello stesso sindaco Brugnaro, di garantire i raddoppi delle corse 5.1 e 5.2 di ACTV per quello che riguarda la stagione estiva. Che cosa sono? Sono due vaporetti che sostanzialmente cingono in un abbraccio Venezia. Sono due vaporetti diversi. Prendo un'iniziativa, scusa Sandro, perché andiamo a farglielo vedere da qua. Sono due vaporetti che, partendo da Piazzale Roma, uno scende giù, fa il giro della Giudecca e porta direttamente al Lido, l'altro invece, passando per Fondamente Nuove, raggiunge lo stesso il Lido. Per quello vi dicevo che la cinge praticamente in un abbraccio ideale. Ebbene, queste due linee 5.1 e 5.2 vengono raddoppiate durante la stagione estiva, perché come sapete c'è un grossissimo afflusso di turisti. Al momento però non c'è il personale. Su questo c'è battaglia anche in Consiglio Comunale, perché le opposizioni naturalmente sono all'attacco. Poi sapete che è stata toccata dall'inchiesta Palude anche a CTV. Per esempio Monica Sambo, che è la segretaria del Partito Democratico di Venezia, rilevava come a tutt'oggi non sia ancora stato indetto un bando pubblico per sostituire il direttore generale di ACTV, che ha dato le dimissioni proprio in seguito all'inchiesta. Con questo direi che per ora da Venezia è tutto. Direttore, ti restituirei la linea. Grazie molte a Filippo Fois, che vive a Venezia, conosce Venezia come le sue tasche, grazie anche a Sandro Ponchio, il nostro operatore. Adesso andiamo a Piove di Sacco e vediamo il titolo del Mattino di Padova: calci e pugni a un ragazzino per rapinarlo, 9 giovanissimi denunciati a Piove di Sacco. E noi andiamo in diretta da Chiara Gaiani e Federico Cibotto. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo qui nel comando dei Carabinieri, nel comando provinciale, con il comandante della compagnia di Piove di Sacco. Lo ringraziamo, il capitano Giacomo Chimienti. Il fatto è accaduto lo scorso 21 dicembre, un 17enne che era fuori un sabato sera, di quelli che vivono tanti nostri adolescenti, è proprio stato accerchiato da questo gruppo di 9 ragazzi, 8 maschi. C'era anche una ragazza tra di loro che lo hanno picchiato
picchiato in modo violento per un bottino davvero molto magro. Siete intervenuti voi, poi il ragazzo ha anche presentato denuncia con i genitori, questo è importante, intanto partire dalla denuncia di ogni fatto di questo tipo, comandante. Sì, il 21 dicembre la sera abbiamo ricevuto la chiamata da parte di un esercente dove ci segnalava questo ragazzo con il volto con i segni di percosse, di lesioni, e siamo intervenuti e abbiamo appurato che questo ragazzo era stato appena vittima di un pestaggio ad opera di altri 9 ragazzi che lo hanno malmenato, e ovviamente il giorno seguente il minore in questo caso si è presentato con i genitori e ha denunciato, anche raccontando dei particolari che ci hanno consentito di avviare le prime indagini sul caso. Ecco, sono 9 le persone che avete individuato, 5 sono minorenni, 4 maggiorenni, 6 sono ragazzi italiani, altri 3 di nazionalità marocchina. Come siete arrivati ad individuarli, comandante? Allora, un grosso contributo ci è venuto dalle telecamere della sorveglianza pubblica e privata, dopodiché, trattandosi di ragazzi provenienti da altri comuni della Saccistica, abbiamo avuto anche il contributo delle nostre stazioni sul territorio, e in più nel mese di marzo abbiamo dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalle 2 procure per i minorenni ordinaria di Padova, perquisizione durante le quali abbiamo rinvenuto degli indumenti compatibili con quelli indossati dagli aggressori la sera dei fatti. Ecco, vogliamo proprio, questo è un fenomeno purtroppo in aumento, comandante, vogliamo lanciare un appello ai ragazzi vittima, perché se viene fatta la denuncia gli aggressori vengono individuati. Allora sì, le statistiche ci dicono proprio questo, che questo tipo di reati, quando viene denunciato, il più delle volte gli autori vengono individuati. Io rivolgo anche un appello non solo alle vittime a denunciare, quindi a non tenersi questi fatti per sé, ma anche a chi assiste, di chiamarci, di consentirci di intervenire tempestivamente e poi di procedere. In questo caso è stata proprio una ragazza a dire basta, cosa state facendo? In questo caso una ragazza che stava assistendo a questo pestaggio è intervenuta nel bloccare gli aggressori, sì. Allora davvero io ringrazio il capitano Giacomo Chimenti, comandante della compagnia di carabinieri di Piove di Sacco, per la collaborazione tecnica il collega Federico Cibotto, direttore La Linea allo studio. Grazie molte, grazie a Chiara Gaiani. Oggi in regia ci sono Francesco Ceron e Italo Morao. Vediamo i titoli del Corriere del Veneto. L'ambasciatore degli Stati Uniti chiama il Veneto galline sterminate, dateci le vostre uova. Ne parleremo alle 13 con l'assessore all'agricoltura e al turismo Federico Caner, e poi anche i dazi, dice il presidente Zaia, non ce li possiamo permettere, l'Europa si faccia sentire. Sul vino Tajani parla di battaglia sulla supertassa di Trump e le etichette salutiste, e poi il PNRR in Veneto, 20 miliardi di progetti e solo il 28% di finanziamenti arrivati. Torniamo alla nera, torniamo ai furti. C'è stato un furto con scasso alla tabaccheria di Piazza Pio X a Mogliano. Rivediamo i fatti. Un grande problema perché mi hanno rotto il distributore che costa 30.000. Mi hanno preso tutti i gratta ai vinci, hanno preso una parte delle sigarette, dopo mi hanno preso tutti gli incassi e mi hanno creato un grande danno dentro il distributore. Volto travisato, cappuccio in testa e quello che pare un lenzuolo bianco calato sul viso. Completamente irriconoscibili, si sono avvicinati al distributore e a colpo sicuro, arnesi in mano, lo hanno scassinato. Rubate sigarette, contanti e gratte vinci, oltre 5.000 euro l'ammontare del furto, che si aggiungono ai danni alla macchinetta acquistata dalla proprietaria della tabaccheria di Piazza Pio X a Mogliano grazie a un finanziamento perché troppo costosa. È con le lacrime agli occhi, infatti, che racconta quanto accaduto. Io stavo dormendo, mi hanno chiamato il carabinieri verso le 2 di notte, mi hanno detto: signora, devi presentare in tabaccheria perché c'è un furto dentro la tua tabaccheria. Dopo la chiamata dei carabinieri, la titolare ha passato la notte in tabaccheria per evitare che qualche malintenzionato
pensionato approfittasse della situazione per rubare anche all'interno. Io chiedo gentilmente che i carabinieri fanno qualcosa per trovare queste persone. Non è una cosa giusta per un commerciante proprio che sta per stare in piedi con tutti questi problemi che sono successi in questo periodo, perché non è la prima volta che succede questa roba, perché è successo anche a me entro 2 anni, ho avuto questo il terzo furto proprio. Amarezza, stanchezza e anche paura. I sacrifici fatti per mantenere l'attività che dal 2011 si trova in piazza Pio X, titolare che tempo fa è stata anche minacciata ed è direttamente all'amministrazione comunale che lei si rivolge. Abbiamo una squadra che lavora, carabinieri, polizia locale, e adesso voglio instaurare la polizia privata tutta la notte qui a Mogliano. Non è pensabile che un commerciante che fa già difficoltà a tenere aperti i negozi nelle nostre città debba subire di danni ingenti come questi. Dobbiamo avere più forza, più coraggio e più investimenti. Quello che io chiedo anche è che mi devo impegnare con il sindaco ad avere più investimenti per la sicurezza della nostra città. Non è che prendano questi delinquenti e li lasciano qua in Italia. Queste persone devono andare ai loro paesi, perché se una persona non dà niente per la società, meglio che va via. Anche io sono straniera, ma le persone che non sono utili, meglio che vanno via. E i carabinieri di Oderzo hanno identificato e denunciato 4 giovani, 3 maggiorenni tra i 18 e i 20 anni e un minorenne di 17, responsabili di una rapina avvenuta lo scorso 6 marzo ai danni di un quindicenne di San Donà di Piave. L'aggressione si è consumata nel tardo pomeriggio presso la stazione delle autocorriere del centro Pitergino, dove la vittima è stata accerchiata, immobilizzata e derubata del portafoglio contenente 20 euro. Alla reazione del ragazzo, uno degli aggressori l'aveva minacciato con un coltello, costringendolo a rinunciare ad ogni tentativo di recuperare il denaro. Tornato a casa, il ragazzo ha raccontato l'accaduto ai genitori, che lo hanno accompagnato a sporgere denuncia. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e all'analisi delle immagini della videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire ai responsabili, tutti già noti alle forze dell'ordine. Per episodi simili saranno denunciati in stato di libertà per rapina aggravata. Ancora truffatori in azione, una nuova frontiera degli imbrogli online è quella scoperta da una donna rodigina che a Pasqua pranzerà con la famiglia nel ristorante La Montanella di Arquà Petrarca, a cui è arrivata la richiesta di saldare in anticipo il conto del ristorante. Ho ricevuto la telefonata di una signora dicendo che il figlio aveva prenotato per Pasqua qui da noi, ma gli è arrivata una richiesta di bonifico di 780 euro con un link sotto questo messaggio al nostro sito internet. Aveva qualche difficoltà la signora, un'anziana che vive nel Rodigina, a pagare in anticipo il conto del prossimo pranzo di Pasqua. 750 euro la richiesta fatta dai truffatori alla donna, che probabilmente aveva visitato il sito del ristorante La Montanella sbirciando il menù proposto dal locale dove andrà con la famiglia il 20 aprile. A prenotare il pranzo era stato il figlio, ma lei era a disagio e quindi ha telefonato, trovando dall'altro capo del filo Giuseppe Borin, cotitolare del locale, che è rimasto sorpreso quasi quanto lei nello scoprire che si tratta di una nuova frontiera delle truffe online. Arriva questo messaggio con un numero di telefono da chiamare, che poi naturalmente ti faranno con qualche sistema, ti condurranno al proprio in banking e ti faranno fare questo bonifico, insomma una truffa a riguardo. Ma quando uno visita il sito internet rimane traccia di questo e col suo cellulare poi abbinano le due cose e la gente poi ci casca. La cliente ha capito che era una truffa e l'invito quindi è questo: fate immediata segnalazione alle forze dell'ordine se vi accadesse una simile disavventura. Se infatti è vero che qualche locale chiede un anticipo al momento della prenotazione, il saldo del conto avviene sempre dopo il pranzo o la cena al ristorante, e il ristorante La Montanella non chiede nessun anticipo. Nel frattempo, per Pasqua, il locale di Arquà è già tutto esaurito. La vetrina di una pizzeria sfondata con un tombino è successo a Treviso. C'erano per noi Anna De Roberto e Nicoletta Rizzetto.
Treviso, Viale dei Cacciatori, lo storico Tonino Pizza che tutti conoscono qui da 30 anni con la pizza takeaway, ma anche con la produzione del pane. Guardate, i ladri sono entrati questa notte e hanno lanciato un tombino contro questa porta, vedete che non ha nemmeno più il vetro, un vetro completamente divelto, e così in 3 si sono introdotti all'interno del punto vendita. Noi siamo insieme al titolare, Tonino. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sono entrati nella notte? Lei sono entrati questa notte alle ore 2:30 circa. Sono stato avvisato da un mio dipendente che abita qui di fronte, che ha sentito i botti che stavano sfondando la porta. Siamo arrivati subito e praticamente loro ci hanno messo solo 36 secondi esatti, erano in 3 a portarmi via la cassa automatica con tutti gli incassi all'interno della settimana. C'erano tanti soldi? Stiamo quantificando insieme ai tecnici informatici qual era il giorno che l'avevo svuotata l'ultima volta. E sì, c'erano abbastanza soldi, ma non so dirti esattamente quanto. Hanno portato via anche cibo, qui voi avete tante cose anche. Cibo no, hanno buttato vetri ovunque, perché con questo tombino hanno proprio sfondato il vetro, mentre i vetri sono andati in giro dappertutto. Abbiamo dovuto buttare via alcune cose che avevamo all'interno, perché con la paura che ci potessero essere delle schegge di vetro, e quindi abbiamo risistemato il tutto. Erano incappucciati? No, voi? Erano a volto scoperto e senza guanti, quindi lasciando impronte digitali ovunque, e le telecamere sia all'interno che all'esterno li hanno ripresi proprio in faccia, e speriamo bene che gli inquirenti riescano a prenderli, perché poi c'è una novità che non posso dirla, che riguarda la cassa, che praticamente i tecnici informatici stanno lavorando, e quindi spero che a breve mi dicano il tutto. Potrebbero avere le ore contate. È arrabbiato lei, Tonino? Diciamo di sì, che con tutto quello che abbiamo in mano, diciamo che tutti i sbagli che hanno commesso potrebbero avere veramente le ore contate. Spero. È la seconda volta che succede in 30 anni di lavoro. Sì, è successo un'altra volta circa 25 anni fa, dove hanno creato veramente un disastro all'interno, hanno buttato all'aria tutto, e questa è la seconda volta. Visto che potrebbero avere le ore contate, lei avrebbe qualche messaggio magari da mandare a chi si è introdotto nel suo negozio dove lei lavora e opera da 30 anni? Nessun messaggio, spero che gli inquirenti e la giustizia faccia il suo corso e che paghino per quello che gli spetta. Quindi... state percependo la vicinanza anche dei clienti? Voi avete aperto questa mattina nonostante tutto? Nonostante ciò abbiamo lavorato tutta la notte per pulire, perché ripeto c'erano i vetri ovunque sul locale, però dai, ce l'abbiamo fatta, e quindi siamo qui stamattina con il nostro pane, che da circa 3 mesi produciamo anche pane cotto a legna con grani antichi, e oltre alle nostre pizze che facciamo da 30 anni, sia fresche che surgelate. Grazie Tonino, insomma vedo che questo fatto non le ha tolto la voglia di fare, la sua grande capacità imprenditoriale. Siamo sempre qui e siamo sempre in forza. Al lavoro dunque da Tonino Pizza. Siamo qui a Treviso, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Restituiamo la linea. Grazie Anna De Roberto e a Nicoletta Rizzetto. Andiamo a Padova, dove in zona Mortise è stato arrestato uno spacciatore. Una dose di eroina scambiata per 15 euro. Questo hanno notato gli uomini della questura di Padova durante un controllo antidroga del territorio. I poliziotti, appostati in via Madonna della Salute, hanno visto un cittadino tunisino, 42enne, fermo in attesa. L'uomo si è poi avvicinato ad un'auto guidata da un cittadino italiano. Dopo una rapida contrattazione, lo scambio di mani. I poliziotti sono quindi intervenuti fermando lo straniero. Da un'ulteriore perquisizione in casa sono emersi altri 3.750 euro, probabile provento dell'attività di spaccio, che sono stati sottoposti a sequestro. Portata in questura è emersa anche una condanna del 2024 di 1 anno e 6 mesi di carcere, sempre legata allo spaccio di stupefacenti. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal giudice e ora è in attesa di processo.
Servizio di Francesco Rattai. Adesso andiamo a Villafranca Padovana, dove ci sono stati momenti di paura ieri all'ufficio delle poste, perché è stata segnalata la presenza di una bomba. Alla fine poi, dopo un paio d'ore, si è scoperto che si trattava di un falso allarme. Una valigetta 24 ore abbandonata all'ufficio postale ha fatto scattare un allarme bomba a Villafranca Padovana. La segnalazione intorno alle 13. Immediatamente la sede delle poste è stata evacuata, chiuso un tratto di via Roma, la strada principale che attraversa il paese. Sul posto gli artificieri dei carabinieri. Ecco il momento in cui la valigetta scura viene recuperata e messa in sicurezza. L'intervento dei carabinieri è durato qualche ora per poter consentire tutte le operazioni in sicurezza. Alla fine si è rivelato un falso allarme. La valigetta era vuota, il contenuto è stato verificato attraverso un'apparecchiatura scanner degli artificieri. I carabinieri stanno controllando le telecamere di videosorveglianza interne delle poste per capire a chi appartenga la valigetta, se è stata dimenticata accidentalmente o di proposito per creare allarme. Un episodio analogo si era verificato il 22 gennaio a Montegrotto Terme, quando un utente si era dimenticato un pacco dentro l'ufficio postale. Anche in quel caso le poste erano state evacuate ed erano intervenuti gli artificieri per mettere in sicurezza la zona. Vediamo i titoli della Nuova Venezia. A Mestre torna l'incubo delle spaccate in centro, colpito Bini Express. È successo questa notte, divelta l'entrata, rubato il fondo cassa del locale di Riviera 20 settembre. E poi nel condominio a Mestre, dove un alloggio su 3 è occupato. I residenti dicono: abbiamo paura di andare in garage. Qui a fianco i commercianti di Piazza San Marco. Vernier lascia, Venezia aggredita dal turismo, ma il contributo d'accesso non serve, e ne parleremo anche di questo questa sera a Focus con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Ancora la cronaca: arrestato a Montegrotto un uomo violento che aveva aggredito i carabinieri che erano intervenuti per sedare una lite tra quest'uomo e i genitori. Litiga con i genitori e all'arrivo dei carabinieri aggredisce anche i militari allertati dai familiari. Arrestato un 46enne di Montegrotto Terme. L'uomo era scappato dopo aver strattonato i genitori e la sorella che, esasperati, avevano negato i soldi richiesti. I carabinieri intervenuti nell'abitazione stavano ascoltando i racconti dei familiari ancora sconvolti quando il 46enne è tornato e con fare minaccioso ha ricominciato ad inveire contro i genitori. Non pago, ha poi cominciato anche a spingere ad alzare le mani contro i carabinieri che lo volevano calmare. Alla fine l'uomo è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Servizio Valentina Visentin. Andiamo a Castelfranco Veneto, dove anche il Comune dà il suo pieno appoggio alla riapertura del Tribunale di Bassano del Grappa, il Tribunale della Pedemontana. La città del Giorgione e le sue mura guardano ad ovest per tornare ad avere servizi efficienti in tema di giustizia. Con i suoi 33.000 abitanti, Castelfranco Veneto e il suo circondario costituiscono un bacino importantissimo di utenza per il futuro Tribunale della Pedemontana. Che la cittadella della giustizia di via Marinali a Bassano sia importante anche per l'area castellana lo ribadisce il sindaco Stefano Marcon. Noi reputiamo di sì, parlo del comune di Castelfranco Veneto che ha aderito sin dall'inizio a questa proposta. Pensiamo che un tribunale più vicino alle imprese possa essere un'opportunità. Abbiamo anche oggi la Pedemontana Veneta che aiuta a raggiungere Bassano del Grappa in tempi molto più veloci. Era una preoccupazione in termini di risorse, so che essere un tema che preoccupa. A questa preoccupazione ha risposto il sottosegretario Stellari dicendo che il nuovo tribunale sarà accompagnato da nuove risorse, e io credo e sono convinto che sia una strada positiva. Il comune di Castelfranco aveva formalizzato il proprio interesse e l'appoggio alla riapertura del Tribunale a Bassano anche con una delibera di Consiglio Comunale. Ai colleghi che, specie dall'Ovest e dall'Alto Vicentino, stanno alzando le barricate contro la nascita dell'8ª circoscrizione giudiziaria in Veneto, Marcon risponde invitando a mettere da parte antiche gelosie.
Nel passato, per esempio, a Castelfranco Veneto, così come in altre realtà, vi erano delle sedi staccate dei tribunali e questo assicurava una celerità e una prossimità di giustizia ai territori, e quindi dico che è un'opportunità in più quando si ragiona allargando le offerte, e in questo caso di giustizia. Penso che diamo una risposta positiva alle comunità che rappresentiamo. Non servono uno, ma due tribunali, è la posizione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Joe Formaggio. C'è un solco profondo nella provincia di Vicenza, un vero e proprio canyon che segue grosso modo il corso dell'Astico e poi il tratto della A31 giù fino agli Euganei e alle terre padovane. Di qua c'è la Pedemontana con il suo tribunale e le sue speranze di avere un palazzo di giustizia. Di là c'è chi fa il tifo per il tribunale di Vicenza e non vuole che il progetto dei dirimpettai veda la luce. Posizioni ormai inamovibili, cristallizzate dalle firme di 60 sindaci iberici e dell'Alto Vicentino da una parte e dall'incrollabile volontà di 3 province che fanno capo a 500.000 di abitanti dall'altra. Ma c'è qualcuno che prende posizione e va controcorrente. Io ho chiesto un'unità della classe politica, a partire dai sindaci che sono i primi front office con i cittadini, alla provincia, alla regione, perché Vicenza fattura quanto il Portogallo. E quindi non dobbiamo giocare a ribasso, o apriamo Bassano o indeboliamo Vicenza, dobbiamo giocare al rialzo. Abbiamo bisogno di due tribunali importanti. Il consigliere regionale invita a non basarsi solo sui numeri, sugli abitanti, sulle cifre che dividono, anzi, per lui le due sponde devono unirsi in una battaglia di civiltà. Ragioniamo sul PIL, ragioniamo sulle aziende, perché Vicenza non è seconda a nessuna provincia in Italia in quanto PIL, aziende, sviluppo del territorio. E come sappiamo i problemi e quello che il tribunale deve risolvere segue i soldi. Vicenza è una provincia ricchissima, laboriosa e ha bisogno di due tribunali. Due tribunali, non uno, dice Joe Formaggio per la provincia di Vicenza. Vediamo i titoli dell'Arena di Verona. Una novantenne scomparso a Zevio, stanno continuando le ricerche. Scontro tra mezzi pesanti sulla A22, chiuso lo svincolo di Ala Avio, chilometri di code, è stata riaperta la statale 12 e poi la morte in scooter di un ragazzo che tornava a casa. Nicola aveva un cuore immenso. Si ripetono senza tregua incidenti stradali che vedono spesso la morte di giovani centauri. Vediamo adesso, dovremmo andare, andiamo a Bassano del Grappa da Mirko Cavallin per problemi di sicurezza. Sentiamo Cavallin, l'assessore alla sicurezza Campagnolo, sui controlli antidroga. Vediamo, sentiamo. Buongiorno da Bassano del Grappa, insieme a me c'è l'assessore alla sicurezza del comune di Bassano, Alessandro Campagnolo. Partiamo da quanto è accaduto ieri, controlli interforze tra commissariato di polizia e polizia locale e Max, un pastore tedesco che è un antidroga, per continuare a verificare nella zona del centro studi, ma non solo, la diffusione della droga tra i giovani. Ebbene, ieri, come abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali, sì, droga ne è stata trovata, ma soprattutto sono stati trovati 18 minorenni che sarebbero dovuti essere a scuola in giro anziché in aula, 18 su un totale di 21 controllati. Partiamo, assessore, da questo dato. Innanzitutto, come ha detto bene, i controlli sono quelli più o meno programmati, anche se casuali, e ripeto, saranno sempre più casuali. Mi permetto di ringraziare fortemente le forze dell'ordine, la polizia, il commissariato e in questo caso la polizia locale, che sono intervenuti in zona quartiere Firenze per l'esattezza, individuando, erano partiti con l'idea di individuare ragazzi che fanno la sola alla scuola. I 18 minorenni hanno visto
come funziona il meccanismo dei controlli e purtroppo hanno dovuto anche testimoniare l'esito positivo, cioè il rinvenimento di droga in mano e nelle tasche, o che aveva tentato addirittura di liberarsi di un minorenne di una scuola che peraltro non era neanche del centro studi. Questo ci fa capire che quello che stiamo facendo ha un senso, non solo in termini preventivi. La nostra iniziativa è preventiva, poi ci sono dei risultati positivi, quindi porta alla repressione. Ecco, questo ragazzo e anche un'altra ragazza invece trovata in zona stazione sono stati trovati in possesso di piccole quantità di marijuana mista a tabacco e segnalati alla prefettura come assuntori e consumatori. Ma c'è più in generale, Assessore, un tema di educazione. I ragazzi che sarebbero dovuti appunto essere in classe lì non erano, e poi c'è anche il tema della diffusione della droga. I ragazzi ormai credo si saranno abituati al fatto che noi arriveremo casualmente, faremo le sorprese, le improvvisate, ma non perché, come dice certa parte dell'opposizione, perché vogliamo intimorire, assolutamente. Vogliamo dare un segnale educativo che speriamo diventi una consuetudine non solo nei nostri controlli, ma nell'attivare un rapporto costante con i giovani, gli studenti, i docenti e i presidi, che prestissimo si incontreranno con noi in comune, perché il sindaco li ha convocati, e speriamo che questo cominci a diventare un rapporto fruttifero che porti a risultati certi, cioè responsabilizzare i giovani e far capire ai giovani che forse è il caso di condividere con noi questo nostro sforzo. Ecco, ricordiamo, al centro studi sono più o meno 5.000 studenti o giù di lì, il liceo Brocchi è il più grande liceo del Veneto con circa 1.300 studenti, quindi parliamo comunque anche di una quantità notevole di persone, in questo caso appunto i giovani da controllare. Noi siamo consapevoli dell'importanza di quello che stiamo facendo. Vorrei che anche i ragazzi che frequentano questi istituti si rendano conto che per noi non è un divertimento. Vogliamo lanciare un segnale, ci siamo, speriamo di avere sempre esito negativo noi. Finché troviamo esito positivo vuol dire che siamo sulla buona strada. E chiedo ai ragazzi, chiedo ai loro genitori di aiutarci, perché lo stiamo facendo semplicemente per loro e per la loro educazione. Grazie all'assessore Campagnolo e al nostro Mirko Cavallin. Torniamo adesso sulla inquietante vicenda di una bambina che nella mensa scolastica a Campo San Martino ha trovato un pezzo di lama di taglierino dentro al pane. È già stato sospeso il servizio, sono in corso accertamenti sul fornitore che aveva prodotto il pane distribuito nella mensa della scuola Marconi di Campo San Martino, dove una bambina ha trovato un pezzo di lama nella mollica. Lo ha confermato il dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Curtarolo Campo San Martino, di cui fa parte la scuola primaria, e che ha ricevuto la comunicazione dalla società che ha l'appalto di fornitura dei pasti. La vicenda risale a pochi giorni fa. Un'alunna durante la pausa pranzo in mensa addenta il pane e sente subito la presenza di un pezzo di metallo appuntito. Lo sputa nel piatto, fortunatamente senza ferirsi. La maestra lo recupera subito e, sorpresa, è un pezzo di lama di taglierino grande 2 centimetri. Se fosse stata ingerita avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. Il servizio di ristorazione della scuola è curato dalla CAMS, società cooperativa con sede in provincia di Bologna, ma il pane non è stato prodotto nei centri di cottura dell'azienda, che invece si appoggia per i prodotti freschi a fornitori esterni sul territorio. L'azienda si è scusata e ha provveduto a sospendere il fornitore che consegna il pane confezionato in sacchetti monoporzione. Sono state avviate verifiche per accertare eventuali responsabilità, verifiche urgenti che sono state richieste anche dal sindaco di Campo San Martino, Dario Luigi Tardivo. Servizio di Valentina Visentin, e andiamo in un'altra scuola dove nel piatto c'era una larva. Sentiamo la mamma di un bambino che ha trovato questo vermicello nel piatto. Mio figlio ha guardato con più attenzione il cibo e sotto il pasticcio ha trovato una larva.
La larva viva era sotto la crosta di formaggio della lasagna. A trovarla il figlio di questa donna, quinta elementare. Il terzo caso riconducibile all'azienda di distribuzione pasti Dussmann, che proprio in questi giorni aveva attivato con 2 addetti un servizio di sorveglianza al centro cottura. Ieri 2 incaricati della ditta erano proprio alla scuola elementare di Fagarè. I precedenti, un pezzetto di plastica trovato in un piatto di pasta poco meno di un mese fa, sempre a Fagarè. Una larva sempre viva trovata invece nella pasta asciutta al pomodoro in una scuola di San Cipriano, comune di Roncade. Episodi per i quali la stessa azienda aveva presentato un esposto in procura nella convinzione di essere oggetto di un tentativo di sabotaggio. L'inchiesta è aperta. Lo stesso comune di San Biagio di Callalta aveva chiesto di garantire la sorveglianza ai pasti. Sul campo sono già scesi ULS e NAS, eppure il caso si è verificato un'altra volta. Più di tutto noi siamo preoccupati perché non sono cose poco gravi. Il pezzo di plastica ingerito può creare dei problemi e le larve ingerite possono creare dei problemi, oltre al fatto che adesso chiederei a chiunque chi è che mangia nel piatto dove ci sono i vermi. La scuola ha convocato il papà del bambino e l'azienda. La chat dei genitori in queste ore è bollente. Genitori che potrebbero già domani chiedere una convocazione al comune di San Biagio. Non è neanche compito nostro appurare come stiano le cose o sapere quale sia la natura delle cose. Il problema è che noi quando mandiamo i figli a scuola dobbiamo essere tranquilli sul fatto che loro si alimentano in maniera decente, non che ogni giorno, oddio, adesso chissà cosa mangia. Non può essere. Intanto una prima iniziativa, un picnic organizzato con i bambini fuori da scuola, bambini che per l'occasione verranno fatti uscire prima dai genitori alle 12:30. E proprio su questa vicenda andiamo in diretta da Anna De Roberto a San Biagio di Callalta. A te, Anna. Sì, eccoci direttore, nel cuore proprio del famoso picnic che abbiamo annunciato nel servizio. Loro sono le mamme, rappresentanti di classe di tutte le varie sezioni della classe della scuola elementare e scuola primaria di Fagarè. Noi avviciniamo Sara, rappresentante della classe seconda. Sara, allora questa decisione in qualche modo che cosa vuole dire? Il fatto di portare fuori i bambini, toglierli dunque dalla mensa e farli mangiare qui assieme con un picnic, che cosa volete dire? Allora, intanto questa è una protesta pacifica che abbiamo deciso di fare per dare un segnale sia all'amministrazione comunale che all'istituto scolastico. È naturale che ci sono le indagini in corso, non entriamo nel merito delle indagini, abbiamo fiducia negli organi di sorveglianza e diamo piena collaborazione. Sicuramente però chiediamo pasti sani e sicuri per i nostri figli che hanno il diritto allo studio e il diritto alla salute, e questo è incommensurabile, insomma, non possiamo commentare su questo. I vostri bambini sono spaventati perché è già il secondo caso nella vostra scuola. Le sembra che siano più spaventati anche quando si approcciano al cibo? I bambini sono spaventati, hanno paura di mangiare a scuola, non vogliono mangiare a scuola, alcuni hanno detto che anche nelle prossime settimane non mangeranno, e quindi noi chiediamo insomma che venga fatto qualcosa, soprattutto una risposta da parte dell'amministrazione comunale che non ci sta rispondendo in nessun modo. Avete avvisato il sindaco che eravate qui? Abbiamo avvisato il sindaco, abbiamo chiesto stamattina più volte, abbiamo telefonato, abbiamo chiesto di parlare con la sindaca che non ci ha mai accolto, non ha mai nemmeno risposto alle nostre telefonate. So che si è interfacciata col preside, col direttore scolastico, però non sappiamo di cosa abbiano parlato, insomma non siamo stati contattati in nessun modo. Cosa avete detto ai bambini del perché di oggi? Abbiamo detto che ogni persona ha diritto a protestare, e questo ci tengo a dirlo, non lo chiamate picnic perché è una protesta pacifica nel rispetto delle norme che ci sono state imposte dall'amministrazione comunale. Però è una protesta ed è giusto che i bambini capiscano che c'è il diritto alla salute, c'è il diritto, quando un diritto viene calpestato, di protestare e di far sentire la propria voce in modo pacifico, tutti assieme, in un modo che può essere comunque anche carino e non carichi troppo i bambini di ansia, però ci siamo per far capire che il gruppo genitori c'è. Senta, voi come mamme chiedete lo stop all'appalto con questa azienda? Sì? È anni che abbiamo problemi con la Dussmann, ma non erano mai arrivati a questi livelli. Noi chiediamo lo stop all'appalto. Lo stop immediato sarebbe l'ideale, probabilmente non sarà possibile, però a giugno scade l'appalto della Dussmann e noi pretendiamo che non si ripresenti, e che se si ripresenta l'amministrazione non dia l'appalto alla Dussmann.
Ecco, direttore, a nord del vero c'è da dire che, come già in qualche modo specificato nel servizio, la Dussmann ha presentato un esposto in procura nella convinzione che ci sia un'azione di sabotaggio in corso, proprio perché appunto è già il secondo caso. E un dato: le larve sono state trovate vive nei piatti che se sottoposti a cottura non avrebbero potuto far sopravvivere ovviamente l'animale. Ad ogni modo, questa è la voce delle mamme, questa è la voce di un'intera scuola. Prego, certo. L'ipotesi del sabotaggio non ci tranquillizza, perché comunque gli episodi cominciano a essere parecchi e non si sa qual è il limite tra un sabotatore e un mitomane, quindi lasciamo le indagini al corso, però le cose cominciano a essere preoccupanti, non si sa qual è il confine, e finché è un verme può far schifo finché si vuole, però è un verme, ma se diventa qualcosa di più pericoloso stiamo parlando di bambini in fin dei conti. Grazie. Comunque Dussmann ha il controllo di verificare il piatto fino a che il momento il piatto arrivi al bambino, quindi ha l'obbligo di controllare l'alimento fino a che il bambino lo riceve, e quindi è comunque una mancanza della Dussmann anche se fosse un sabotatore esterno, quindi non lo accettiamo. Grazie. La voce delle mamme, direttore. Io restituisco la linea qui dal campo sportivo di Fagarè. Grazie Anna De Roberto e Nicoletta Rizzetto, e a questo gruppo di mamme che sicuramente la sindaca di San Biagio di Callalta, Valentina Pilloni, incontrerà. Probabilmente la sindaca sta aspettando le conclusioni dell'inchiesta. E andiamo avanti col processo PFAS in Corte d'Assise a Vicenza. Sono in corso le requisitorie degli avvocati delle oltre 300 parti civili. Luisa Bertini. 21 milioni per Viacqua e 8 milioni per Acque Venete le richieste di risarcimenti presentate tramite l'avvocato Angelo Merlin dalle società di servizio idrico, che insieme servono 174 comuni tra Vicenza, Padova, Rovigo, Verona e Venezia. Istanze che fanno salire il monte risarcimenti delle parti civili, alcune delle quali devono ancora esprimersi, nel processo in corso in Corte d'Assise a Vicenza sull'inquinamento da PFAS ad oltre 200 milioni di euro. L'avvocato Merlin, oltre ad elencare gli interventi messi in campo negli anni dai gestori per assicurare acqua priva di FAS, ha posto l'accento sull'ampiezza della contaminazione delle acque sotterranee e le ricadute per le future generazioni. Qui è stato danneggiato irreparabilmente il bene acqua, che è un bene non mio, suo o dei nostri amici che si stanno sentendo, ma è un bene di tutti, e il danneggiamento irreparabile ovviamente non è più ripristinabile. I soldi sono solo una componente, ma certamente non riusciranno a risarcire questo danno ambientale. È giusto che non solo si paghi per le spese che hanno sostenuto le società pubbliche, ma anche per le spese di bonifica e ripristino della risorsa, come è giusto e corretto che sia, anche davanti a tutti i cittadini. La prossima settimana sarà la volta delle requisitorie degli avvocati che rappresentano le mamme no PFAS nel processo, la cui sentenza è attesa per la tarda primavera di quest'anno. Lo scorso 13 febbraio i pubblici ministeri hanno formulato richieste di pena per 9 dei 15 imputati, di 121 anni e 6 mesi complessivi, per gli ex vertici delle società che si sono susseguite negli anni nel controllo dello stabilimento Miteni di Trissino, accusati a vario titolo di avvelenamento delle acque, disastro ambientale, gestione di rifiuti non autorizzata, inquinamento ambientale e reati fallimentari. Servizio di Luisa Bertini, andiamo in pubblicità con i nostri registi Francesco Cerone e Italo Morao. State con noi perché subito dopo avremo qui l'assessore al turismo e all'agricoltura della regione del Veneto, Federico Caner. A tra poco. Titolo di apertura del Gazzettino e anche di altri giornali: uova dopo l'aviaria, l'SOS degli Stati Uniti al Veneto. L'assessore Caner, mi fa piacere che si rivolgano a noi, ma si ricordino che il mercato è mondiale e senza confini. L'assessore Caner è qui in studio con noi. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, è una vicenda che si presta a tante riflessioni, no? Perché in questo caso sono gli Stati Uniti a chiederci una mano, e mi pare lei in dichiarazioni che ha reso questa mattina ha detto sì, va bene, però con questi dazi in arrivo. Sì, io ho fatto una battuta, ho detto bene, noi siamo disponibili a fornirvi le uova,
ricordatevi però che tra poco è tempo anche di asparagi e vino, perché insomma l'abbinata è asparagi, uova, vespaiolo o prosecco, no? Siccome gli americani stanno discutendo nel elevare le sanzioni, i dazi anche, diciamo così, anche del 200% sul settore vitivinicolo, è ovvio che noi, essendo la maggiore esportatrice mondiale, pensi che addirittura il Veneto, se fosse uno Stato, sarebbe il quarto esportatore mondiale di vino. E per noi il mercato americano è fondamentale, pensiamo a tutto il nostro Pinot Grigio che va quasi tutto lì, e nel mercato inglese, o lo stesso Prosecco. Quindi questo dimostra cosa? Dimostra che ormai i mercati sono interconnessi tra loro, e quindi il tema dei dazi io capisco che venga ammesso, viene trattato, diciamo, per elevare quella che poi è una contrattazione che tra gli stati avviene, però insomma la dimostrazione delle uova è emblematica. Loro hanno avuto un'epidemia che ha diciamo ucciso 20 milioni di galline. Oggi in America 6 uova costano $8, e quindi hanno chiesto anche al Veneto, che è uno dei maggiori produttori, noi produciamo 2 miliardi di uova, abbiamo circa 700 milioni di fatturato, 6.300 aziende, quindi insomma siamo strutturati. Ovviamente lo facciamo in primis per il mercato interno ed europeo, siamo in grado anche, volendo, di attrezzarci per esportare, però insomma ricordiamoci che insomma ti diamo quello che tu vuoi, ma ricordati anche di noi quando noi dobbiamo esportare. Questo è un po' il messaggio. Che poi è un po' il sistema Trump, nel senso che Trump fa sempre vedere il bastone e la carota, minaccia dazi, dice, come ha fatto con il Messico, non ve li metto se mandate 10.000 militari messicani alla frontiera per evitare l'immigrazione, per cui sempre ragionamenti da Don't des, insomma. No? In genere negli USA dicono sempre let's make a deal, no? Cioè lui Trump deve sempre fare un affare, in questo caso diciamo che il coltello da parte del manico ce l'ha il Veneto. Ecco, Assessore, la viaria però ha colpito anche qua, no? Sì, se non ricordo male. La viaria colpisce in tutto il mondo, diciamo che noi fortunatamente siamo anche più attrezzati, nel senso che abbiamo elevato molto la sicurezza, la biosicurezza all'interno degli allevamenti. Questo per esempio l'abbiamo fatto anche per quanto riguarda i suini con la peste suina africana, e lo stiamo facendo con l'aviaria. Stiamo anche altresì lavorando con un progetto sperimentale grazie all'Istituto Zooprofilattico delle Tre Venezie sulla creazione di un vaccino per i polli, un vaccino che non crei problemi né ovviamente agli animali e tantomeno all'uomo, che poi deve consumare quella carne, e quindi stiamo lavorando su questo, perché per esempio io ho visto anche le dichiarazioni del ministro Kennedy, mi pare si chiami, non ricordo più il nome, Kennedy, sì, che di fatto lui teorizzava di lasciar correre la viaria in maniera da creare una sorta di selezione naturale sia tra gli uccelli che poi anche tra i polli, cioè quelli che riescono a resistere, in maniera tale da selezionare i più resistenti e così. Ecco, io francamente trovo questa idea insomma molto pericolosa perché è stato dimostrato scientificamente che il salto dell'epidemia della viaria dall'animale all'uomo è possibile, anzi proprio questa, la viaria, mentre per esempio in altre è più difficile, questa purtroppo può accadere e quindi noi la troviamo pericolosa. Pensiamo ci siano altri sistemi, tra cui il vaccino, tra cui elevare la biosicurezza all'interno degli allevamenti, e insomma questa secondo noi è una trovata che non lascia senso, e poi va affrontata a livello mondiale, cioè non è che ogni Stato ha la sua ricetta, secondo me andrebbe affrontata un po' tutti i paesi che si mettano d'accordo e applichino delle misure coordinate. Assessore, ecco, tornando ai dazi, prima abbiamo parlato del vino, complessivamente per l'agroalimentare veneto che danno potrebbe essere? Cioè quali altri dazi, oltre a quelli che ha citato? Beh, allora, per noi come Veneto, allora, l'Italia ovviamente lei sa che esporta di tutto e di più, soprattutto su alto valore aggiunto, penso alla moda in particolare. In Veneto invece, per quanto riguarda il tema dell'agricoltura, ovviamente il vitivinicolo, e poi noi siamo esportatori anche, questo un po' tutta l'Italia ma anche il Veneto, di pasta, quindi elaborati dei cereali, delle farine, che poi noi da un lato importiamo, ecco anche qui il paradosso, da un lato importiamo i cereali anche dall'America stessa,
perché poi li lavoriamo e li esportiamo con prodotto finito, penso appunto alla pasta o altri panificati o dolci per esempio. Ecco, questo è un settore che è secondo dopo il vino, poi arriva la moda, poi per carità altri settori di lusso importanti ma che coinvolgono magari meno il Veneto. Ecco, io auspico e credo che sia importante che ci sia un dialogo, perché capisco che Trump, come diceva giustamente lei, esce con queste diciamo anche sparate a volte, ma lo fa perché vuole anche creare quello che è un rapporto del tipo mettiamoci d'accordo su quanto esporto e quanto importo, in maniera che ci sia una sorta di equilibrio della bilancia commerciale. Perché? Perché Trump dice che secondo lui loro stanno importando di più di quello che esportano. Ma se il tema è questo, l'importante è fare questo accordo che dicevo io, che lo facevo come una battuta, ma del tipo, ok, mi esporti le uova e nel contempo importi qualcos'altro, insomma c'è un accordo di questo tipo in maniera tale da far sì che la bilancia sia al pari. Ha ragione quando dice che l'Europa a volte esporta troppo negli Stati Uniti e poi acquista dalla Cina invece che acquistare dall'America. Quindi secondo me è il momento in cui ci si annusa in sostanza per capire se si trova un accordo. Infatti il fatto che la Lagarde abbia posticipato a metà aprile la risposta dei dazi è per capire se alle parole di Trump poi susseguono dei fatti concreti. Senta, il lattiero caseario ha a che fare, diciamo, con perché noi esportiamo anche formaggi. Assolutamente, noi non esportiamo latte, perché il latte che produciamo viene in gran parte trasformato quasi tutto in formaggi, quindi il famoso latte spot, insomma quello non lo esportiamo, anzi a volte lo importiamo, invece esportiamo tanti formaggi, soprattutto formaggi stagionati, penso al grana padano in primis, ma tanti altri. Ecco, anche questo sì, sicuramente è un settore dove noi siamo esportatori e può metterci in difficoltà. Ecco, si sta parlando molto del piano di difesa comune, se ne sta discutendo, ieri un'importante riunione del Consiglio europeo. Per quanto riguarda l'agricoltura, diciamo, qual è la nostra posizione del Veneto per le politiche agricole comunitarie? Guardi, sulle politiche agricole noi abbiamo visto la nuova programmazione, un documento di indirizzo che finalmente cambia un po' la prospettiva rispetto alla vecchia PAC, cioè agli aiuti che la Commissione europea dava al mondo agricolo, che era tutto sul Green Deal, tutto sul Farm to Fork, cioè in sostanza tutto sulla sostenibilità ambientale, che per carità è corretta, però io dico sempre che a fianco alla sostenibilità ambientale c'è la sostenibilità economica e sociale, cioè significa che tu devi far sì che le nostre aziende agricole possano continuare a lavorare, ed è il motivo per cui è nata la PAC in Europa nel dopoguerra, cioè l'aiuto, il sostentamento all'agricoltura, alla produzione di cibo. Ovvio che ci deve essere una trasformazione verso un'agricoltura più green, ma ci vuole un aiuto costante che non può essere quello dalla sera alla mattina, non è un interruttore che si accende e si spegne, perché il rischio è che le aziende agricole chiudano. Penso per esempio a lei che ha citato giustamente il tema del latte e del lattiero caseario, guardi che oggi noi rischiamo di chiudere tutte le nostre stalle in pianura padana grazie a queste politiche che imputano all'agricoltura la produzione dell'ammoniaca, cioè tramite gli scarti degli animali, liquami, ammoniaca che è precursore del PM10, quindi in sostanza loro cosa fanno? Fanno un'equazione che dicono agricoltura uguale inquinamento a PM10. Non è esattamente così, anche perché i dati dimostrano che la percentuale di inquinamento prodotto dall'agricoltura è infinitesimale rispetto per esempio al riscaldamento, rispetto ai trasporti, alle caldaie, tutte queste cose qua. Ecco, quindi insomma è giusto che diamo il giusto peso, e sembrerebbe che nell'ultimo documento ci sia una inversione di tendenza, forse per effetto anche dei trattori che lei si ricorda essere andati a Bruxelles e aver minacciato, perché non è un problema solo italiano, è un problema francese, tedesco, olandese per esempio. Ecco. Assessore, il turismo, dati straordinari anche nel 2024, stasera ne parleremo anche con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, gli chiederemo del ticket
d'accesso. Prospettive per questo anno, quali sono, diciamo, in vista dell'estate? Ecco, lei ha visto i dati hanno chiuso in maniera molto performante, più 2,2%, addirittura i turisti crescono del 4%, invece c'è un po' di contrazione sul domestico, cioè gli italiani forse hanno un po' più di difficoltà economica, viaggiano meno, almeno all'interno dell'Italia, però i dati complessivamente sono buoni in tutte le destinazioni. E il 2025 è partito bene. Noi abbiamo un sistema di data appeal, grazie anche all'Osservatorio Turistico Regionale, che fa anche un po' di previsione, quindi non abbiamo soltanto i dati a consuntivo, ma anche previsionali, e ci dicono che le richieste arrivano anche per il periodo qui di Pasqua, quindi insomma un turismo che continua a crescere. Ovviamente noi dobbiamo puntare di più sulla qualità e meno sulla quantità, quindi più che sui numeri, sul tipo di turismo che vogliamo, anche perché ci sia un turismo legato alla spesa, una spesa qualificata. Ecco, per esempio, su questo gli americani dimostrano di tornare, di volere Italia, di volere Veneto, forse anche insomma, dettato dal fatto che qui tutto sommato l'offerta non è soltanto culturale, ma anche l'enogastronomia fa la propria parte, e le Olimpiadi di Milano Cortina possono rappresentare una grande possibilità, perché guardi, io vengo da un'esperienza recente parlando con alcuni imprenditori, mi dicevano per esempio che erano andati a sciare ad Aspen, località nota americana, dove i costi sono incredibili, cioè dove un maestro costa $550 all'ora, dove uno ski pass costa $280, quindi se tanto mi dà tanto, se noi riusciamo a organizzare un'offerta legata anche a questo, noi potremo far sì che gli americani vengano qui anche semplicemente per venire a sciare d'inverno oppure d'estate per vedere le nostre montagne, che sicuramente sono le più belle del mondo. Le Dolomiti, certamente. Cortina d'Ampezzo sarà meta di veramente un flusso di turisti, di visitatori, di appassionati dello sci enorme durante le Olimpiadi. Oggi come oggi, quali sono, diciamo, le vere attrazioni, a parte Venezia ovviamente, sì, certo, le attrazioni del Veneto, perché poi si dice Venezia, ma abbiamo appunto le Dolomiti, il Polesine, insomma, no? le colline del Prosecco. Noi intanto abbiamo 9 siti UNESCO, quindi non solo Venezia, diciamo quasi ogni provincia ha un sito UNESCO, e quindi questo è molto importante. Tolta Venezia e Verona, che è un altro grande attrattore, soprattutto per il mercato inglese e americano, grazie insomma a Shakespeare e quindi a Giulietta Romeo, a tutti questi sì, che ovviamente per il mercato, per la letteratura inglese è molto importante. Abbiamo le altre città d'arte che performano molto bene, abbiamo appunto le Dolomiti, il lago di Garda, le colline che stanno crescendo un po' tutte, trainate anche dalle colline di Conegliano e Valdobbiadene nel Prosecco Superiore, che sicuramente hanno fatto continuano a fare numeri incredibili, più 10%, ma trascinano anche altri territori, persino il Termale, che ha vissuto un momento di difficoltà, si sta riprendendo, ovvio ha necessità di rivedere un po' la propria politica, secondo me, che deve essere del wellness sicuramente a 360 gradi, ma deve collegare il tema del termale al territorio, quindi per esempio al tema del cicloturismo, e non deve perdere comunque quell'aspetto, diciamo, curativo importante, che però non deve essere visto come 20 o 30 anni fa, dove va solo l'anziano a curarsi, ma dove l'anziano può fare una terapia di cura, ma trova anche il bere bene, il mangiare bene, il visitare la città di Padova, visitare i colli, fare dei percorsi, quindi legare le esperienze. Questo è l'aspetto importante, e poi rivedere quelle che sono le nostre strutture, perché molti hanno fatto gli investimenti, noi li stiamo aiutando su questo, grazie ai fondi europei e grazie alle incentivazioni che diamo alle strutture, perché alcune hanno necessità di essere riviste, sono un po' obsolete, magari sono un po' indietro con la tecnologia. Ecco, su questo però stiamo investendo decine di milioni di euro. Ecco, Assessore, proprio rispetto alle risorse e ai fondi a disposizione, vedevo c'era un'inchiesta oggi del Corriere del Veneto, diceva sono in ritardo il PNRR, cioè ne è arrivato mi pare solo il 28% delle risorse previste. Da questo punto di vista come
come è messo il Veneto rispetto a... Allora, fortunatamente il Veneto è una di quelle regioni che è riuscita a spendere meglio i soldi del PNRR, grazie anche ai nostri sindaci sul territorio, perché ricordiamo che i bandi del PNRR non transitano tramite la regione, ma sono bandi aperti direttamente, diciamo, dallo Stato, dai ministeri, e quindi vi potevano partecipare anche direttamente gli enti locali sul territorio. Solitamente i nostri sindaci, quando facevano domanda, erano in grado, avevano già i progetti se non esecutivi in fase di definizione, quindi riuscivano e sono riusciti. Quindi a me risulta che il Veneto sia abbastanza avanti. Secondo me abbiamo perso un po' l'occasione, ma purtroppo diciamo, la programmazione del PNRR non è di adesso, ma parte da lontano, di investire questi soldi, in particolare, lo dico anche da assessore all'agricoltura, ma perché no anche al turismo, sul tema idrogeologico, per esempio, perché noi abbiamo un tema che è questo: il cambiamento climatico ci porta a gestire momenti di piovosità incredibile che mettono in difficoltà i territori. Al tempo stesso poi abbiamo un'alternanza di periodi con grande siccità, quindi non è che l'acqua non ci sia, è che a differenza di una volta che, diciamo, cadeva in maniera, diciamo, equilibrata in tutto il periodo dell'anno, ora subisce delle concentrazioni, quindi o crea situazioni di danno oppure poi non ce l'abbiamo. Ecco, bisogna imparare a investire, secondo me bisognava investire ancora di più su infrastrutture. Io per esempio ho pochi soldi per i consorzi di bonifica, tutti mi chiedono investimenti a questo punto di vista, no? Sui canali, irrigui, ma anche per la gestione, per i bacini di raccolta. Ecco, auspico che si possa magari cambiare una parte di questo PNRR in corsa e venire incontro, perché progetti sono già... Ecco, il Veneto ha passato, grazie ai consorzi di bonifica, noi abbiamo tutto pronto e l'abbiamo passato a Roma. Stiamo solo attendendo i finanziamenti. Assessore, la politica, le regionali 2025, si voterà quest'autunno, il 5 e 6 aprile il congresso della Lega a Firenze. Lei come vede questa fase anche difficile di contrasti anche all'interno del centrodestra, con la Lega che vuole con la mozione di Alberto Stefani tornare un po' alle origini, no? Al territorio, all'autonomia, ai valori della Lega delle origini, insomma. Ma guardi, se da un lato noto e si capisce che non c'è ovviamente un'alternativa al segretario federale e alla sua linea in questo momento, dall'altro apprezzo la linea del segretario Stefani, che comunque con questa mozione ha voluto ribadire che è fondamentale per mantenere il consenso del territorio tornare alle origini. Tornare alle origini non significa tornare alla magari Lega Nord, anche se insomma a noi certo, tutti, cioè almeno coloro i quali sono entrati come me 30 certo, anni fa, ci fa particolarmente piacere. Ma qual è il concetto, diciamo, della Lega Nord? È l'attenzione alle esigenze territoriali, cioè il nostro cittadino. Ovviamente l'Italia è un paese diversificato con tante regioni che hanno anche esigenze differenti e di questo dobbiamo tener conto. Quindi il fatto che un partito sia un partito nazionale non significa che poi in Veneto si possono avere delle esigenze che sono diverse dalla Sicilia o dalla Calabria, da tanti punti di vista, sia culturali ma anche semplicemente negli investimenti. E io questo, guardi, lo noto perché proprio da assessore al turismo e soprattutto all'agricoltura vedo le differenze tra le regioni anche nei finanziamenti, quindi cose che per noi sono indispensabili per altre regioni non lo sono. Se noi non torniamo ad ascoltare il cittadino e a capire quelle che sono le esigenze locali e dare una risposta, cioè noi veneti dobbiamo dare risposte al Veneto, alle richieste del Veneto, non possiamo dare una risposta in Veneto che magari è necessaria in Sicilia e in Calabria. Faccio un esempio: noi abbiamo una sanità, per carità c'è sempre bisogno di più sanità ed efficiente, però è noto ed è innegabile che l'efficienza che c'è in Veneto non è la stessa della Calabria o della Sicilia, senza offendere nessuno. Quindi mentre in Calabria può essere necessario questo, da noi magari bisogna andare incontro ad altre esigenze che possono essere quelle anche per esempio delle partite IVE, dei nostri imprenditori, di altre necessità che il nostro territorio ha. E quindi insomma bisogna calibrare. Ecco, la mozione di Stefani vuol dire in sostanza questo: non cancellare le identità e rafforzarle all'interno di un partito nazionale senza soffocare i localismi, perché se ci chiudono questo, a quel punto
il rischio è quello di diventare un partito nazionale simile ad altri. A quel punto non c'è più diversificazione, a quel punto il cittadino veneto dice: ma per che motivo devo votare Lega? Posso votare direttamente un altro partito, no? Nazionale. Ecco, è qui secondo me che sta la differenza. Mi pare che almeno i veneti questo insieme l'abbiano capito bene, che al Congresso federale si porti questa esigenza a prescindere da chi sarà il segretario. Assessore, in caso di un altro mandato vorrebbe stare sul versante, sull'attuale versante o cambiare, non so, se dovesse essere rieletto assessore e diventare nuovamente assessore. Ho capito, sì. Allora è ovvio che in questi anni, diciamo, il turismo ormai lo gestisco da 10 anni, l'agricoltura da 5, è ovvio che diciamo, ho affinato maggiori competenze in questo settore. Dopo devo dire che per formazione mia, molto legata anche al tema degli enti locali, anche dal punto di vista degli studi scolastici, insomma, il tema amministrativo, insomma, è un tema che mi piace. Poi io ho visto che quando si amministra e si ha questo compito di legare le scelte politiche ai temi amministrativi, si riesce anche a prendere in mano delle materie magari che sono diverse, ma se si li affronta con questo spirito, studiando, perché bisogna studiare e imparare. Anch'io in primo periodo, sia quando mi sono occupato di turismo e di agricoltura, ho dovuto studiare, confrontarmi, perché non si nasce imparati, come si suol dire, e quindi si possono anche affrontare. Certo che queste qua sono tematiche che ormai, insomma, posso dire di conoscere, e soprattutto anche poi di conoscere l'ambiente, no? Nel senso anche gli operatori, perché questo poi è importante, poi si arriva anche a un momento di telepatia. Assessore, grazie molte, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e arrivederci a presto. Allora andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo con altra cronaca tra poco, state con noi. In diretta con Focus TG, le associazioni Federcontribuenti ed Zelino Daunara celebrano simbolicamente il funerale del risparmio. Sentiamo. Le due associazioni dei contribuenti, Federcontribuenti ed Zelino Daunara, stanno preparando una manifestazione simbolica di cui ci parla adesso Marco Pacagnella. Venerdì prossimo una bara, una fiaccolata, di che cosa si tratta e perché? Allora, per continuare, non ci fermiamo mai, continuiamo a sensibilizzare quello che sono i risparmiatori truffati e la politica, perché noi ci aspettiamo una risposta dalla politica. Abbiamo visto che il sistema liquidatorio del Tribunale è lento e farraginoso, abbiamo visto che non funziona, perciò chiediamo che intervenga la politica a trovare una soluzione. Per chi? La soluzione per il risarcimento di tutte le persone che hanno comunque perduto i propri risparmi di una vita, e anche per portare a termine la liquidazione. Se si porta a termine la liquidazione, denaro ce n'è e ristori si possono dare. Ecco, quindi l'appuntamento è per venerdì prossimo e con questa manifestazione simbolica saranno invitati ovviamente anche i cittadini e i truffati. Mi auguro di sì e che siano anche in molti, perché comunque lo stiamo facendo per loro. Io non avevo il conto corrente in Banca Popolare di Vicenza, però sono qua perché questa è una grave ingiustizia che si sta comunque perpetrando e bisogna darsi una mossa, che la gente, che a Roma soprattutto, capiscano che i cittadini sono arrabbiati perché sono stati derubati, vogliono indietro i loro denari perché ci sono. Ecco, io ringrazio Marco Pacagnella per essere stato con noi. Abbiamo ovviamente raccolto l'appello che si rivolge al mondo della politica. Marco Pacagnella, vedevo dietro di lui il presidente dell'associazione Zelino Daunara, Patrizio Miatello. Si intitola Canova e la nascita della scultura moderna, il Teseo sul Minotauro. È la mostra che aprirà domenica al Museo Gipsoteca Antonio Canova di Possagno. Le prime immagini in anteprima con le riprese di Alessandro Costacurta e il racconto di Vanessa Banzato.
Per la prima volta nell'ala Lazzari della Gipsoteca Canoviana qui a Possagno viene esposta questa splendida testa di Teseo, per la prima volta esposta al pubblico. Con me la direttrice del Museo Gipsoteca Moira Mascotto. Una grande soddisfazione e una grande gioia, soprattutto per chi ama Canova. Un grande progetto che ci permette appunto di esporre per la prima volta al pubblico un'erma, una testa di Teseo, che per l'occasione è anche stata restaurata. Teseo che è uno dei soggetti più importanti realizzati dall'artista, perché segna una tappa fondamentale nella sua carriera. È la prima opera che lui ha realizzato durante il suo soggiorno romano e quindi ci racconta un passaggio di stile da quello che era il tardo barocco veneziano appreso appunto in laguna al nuovo linguaggio che lui adottò una volta arrivato nella capitale pontificia, grazie ai contatti, grazie alla lezione dei maestri che aveva avuto la possibilità di apprendere vedendo le collezioni pubbliche e private, riesce ad adottare alcuni stili, alcuni elementi. All'interno e accanto alla testa di Teseo c'è un contesto ben più ampio, tutto legato però, tutto concatenato. 3 gessi in dialogo, quindi oltre all'erma abbiamo il nostro calco in gesso che ci fa vedere il soggetto nella sua complessità, nella sua interezza, e poi abbiamo anche un modellino che appartiene alle collezioni delle gallerie dell'Accademia di Venezia. Cosa si potrà ammirare all'interno di questa mostra, nell'ambito di questa mostra, oltre alla testa di Teseo? Perché c'è proprio tutto un percorso che segna anche il passaggio architettonico da barocco a neoclassico di Canova. Abbiamo una mostra diffusa, quindi oltre ad aver interessato lo spazio espositivo della Gipsoteca, che è il cuore del nostro museo, abbiamo interessato anche la casa che fu dell'artista. Quindi all'interno di una stanza abbiamo esposto un dipinto che di solito non è nel nostro percorso permanente, che rappresenta l'autoritratto di Gavin Hamilton, che era un grande studioso, un pittore, un conoscitore che avvicina proprio Canova al linguaggio degli antichi. Ma ancora abbiamo un volume che ci permette di vedere, di conoscere la storia di questa scultura, e ancora abbiamo un'incisione che è stata commissionata proprio in occasione della vendita dell'opera. Quindi il primo proprietario dell'opera ha commissionato a Raphael Morgan l'incisione, l'acquaforte. Ultima battuta, diamo qualche data di questa rassegna. La mostra aprirà al pubblico a partire da domenica 23 marzo e rimarrà aperta fino alla fine di giugno. Grazie Vanessa Banzatto da Bassano del Grappa, e stasera gli ospiti di Focus: Simonetta Rubinato, Massimo Venturato, Rosa Poloni e Paolo Pizzolato nella prima ora. Nella seconda parte di Focus un lungo incontro con Luigi Brugnaro sull'inchiesta Palude ovviamente, ma anche un bilancio di quelli che saranno il prossimo 16 giugno i suoi 10 anni da sindaco della città metropolitana di Venezia. È tutto per oggi, grazie e buona giornata.